maltempo, su tutta la regione è tornata la pioggia, precipitazioni anche in montagna dove ora a far paura sono le frane, occhi puntati su quella di Sospirolo, detriti in movimento a Rocca Pietore. Ieri sopralluogo del vice premier Matteo Salvini sulla montagna bellunese, oltre alla solidarietà porto anche fondi, ha detto in settimana Consiglio dei Ministri per trovare i primi rapidi interventi. Ricerche in corso di una coppia di anziani di cui non si hanno più notizie da ieri sera, con la loro auto stavano percorrendo una zona collinare a Valdobbiadene. Rocca Pietore è diventato il simbolo della devastazione del maltempo, il sindaco De Bernardin, siamo stati travolti da un uragano. Ancora da chiarire cosa abbia provocato il crollo del ponte di barche che collega Jesolo ad Eraclea, intanto torna l'acqua alta in centro storico a Venezia. Fine settimana di violenza a Padova con 3 diversi accoltellamenti nel giro di poche ore, le vittime sono tutti extracomunitari. E fine settimana drammatico sulle strade della Marca, un 24enne ha perso la vita cornuta nello scontro con una seconda auto, altre 5 persone rimaste ferite in altri 2 incidenti. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'emergenza maltempo che non molla la presa sulla nostra regione, è tornato infatti a piovere, quindi vedremo tutti gli aggiornamenti dalla montagna bellunese, territori devastati dalla furia degli eventi. Prima però vi ricordo il conto corrente attivato dalla Regione Veneto per devolvere fondi da destinare appunto a quelle popolazioni. In sovrimpressione vedete tutte le coordinate per versare quello che potete e volete, soldi che saranno appunto destinati alle popolazioni in ginocchio per il maltempo della settimana scorsa. E poi vi ricordo anche il numero solidale per SMS o per effettuare una chiamata da rete fissa, il numero è il 45500. E allora adesso mi collegherei subito con Lucio Zanato, che è tornato sulle montagne bellunesi dove appunto scende nuovamente la pioggia e adesso a far paura sono le frane, ma cedo subito la linea a Lucio per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, delle prime notizie. E purtroppo la prima brutta notizia è che piove e piove veramente tanto qui nel Bellunese. Dietro le mie spalle, da quella parte, vedete i monti, vedete le nuvole basse, quindi capite anche voi quanta pioggia c'è. Da quest'altra parte invece c'è il centro di coordinamento dei soccorsi, sono all'aeroporto di Belluno, quello che è poi diciamo il cervello di tutta la situazione, che controlla l'ampio fronte del maltempo in tutta la provincia di Belluno. Allora incominciamo subito dicendo che c'è preoccupazione per quanto riguarda le frane, perché ovviamente con la pioggia si muove quello che è già stato smosso dai giorni scorsi, dal tornado per quanto riguarda la zona di Rocca Pietore, ma anche dall'acqua nella zona di Perarolo. Continua ad essere, come dire, continua ad essere sfollato il centro di Perarolo appunto sulla frana che insiste sull'abitato. Dicevo, Rocca Pietore le fa paura la pioggia perché? Perché i detriti sono ancora in movimento e quindi tutto quello che è stato fatto fino adesso come apertura delle strade eccetera potrebbe essere rimesso in gioco proprio dai movimenti dettati dall'acqua. Però io pochi minuti fa sono riuscito a intercettare l'assessore Bottacina, assessore regionale della protezione civile, prima che ripartisse per l'ennesima volta per le zone più colpite, e sentite cosa ci ha raccontato ai nostri microfoni e poi linea allo studio. Assessore, da ieri piove in tutta la zona, qual è la situazione alle ore 12? Ma piove ancora purtroppo, e quindi un territorio che è già stato devastato, anche poche gocce di pioggia possono compromettere la situazione. Diciamo che lentamente sta rientrando alla normalità la situazione, almeno per le condizioni minime indispensabili, quindi acqua e luce, però abbiamo una viabilità molto compromessa, in modo particolare da prima di Agordo, quindi in tutta la zona dell'Alto Agordino si riesce ad arrivare solo con mezzi non superiori a 20 tonnellate e questo limita fortemente l'arrivo dei soccorsi. Basti pensare che se dobbiamo portare uno scavatore arriviamo lì, dobbiamo scaricarlo, attraversare il punto critico a terra, poi ricaricarlo sul camion e poi andare avanti. Insomma, la situazione continua a essere complessa. Ovviamente la pioggia non fa bene, perché quando una situazione è già precaria basta
poca pioggia per accelerare dei fenomeni franosi che si sono innescati, e ne abbiamo veramente tantissimi. Le immagini penso che tutti le abbiano viste anche dagli elicotteri. Gli alberi sono lì appoggiati ai versanti. È chiaro che i versanti, se prendono pioggia, favoriscono la discesa degli alberi, e anche i buchi che sono rimasti, sono dei veri e propri crateri che sono rimasti dopo che l'albero è stato sradicato, si riempiono d'acqua, l'acqua trafila e può innescare ulteriori fenomeni franosi, che ovviamente siamo in montagna, nel fondovalle c'è la strada o il corso d'acqua, e quindi materiale che scende giù, che siano alberi o che sia materiale detritico o di altro tipo, sempre lì vanno a finire sulla strada o sul corso d'acqua, creando ulteriori problemi. Qual è il punto più critico? Rocca Pietore sotto Guda oppure la frana di Lamosano anche? No, la frana del Tessina è ovviamente monitorata, ha subito un'accelerazione mercoledì sera, viene monitorata a vista dei volontari, oltre al monitoraggio strumentale, però è sotto controllo, non c'è stata la necessità di evacuare le persone. C'è stata la necessità di evacuare le persone invece a Perarolo di Cadore, perché lì l'abitato è molto più direttamente interessato dall'evento franoso. Ovviamente il fatto che continui a piovere fa sperare che ci sia un rientro naturalmente alla normalità, ma ovviamente i tempi si allungano. Per quanto riguarda Rocca Pietore è la situazione più critica, perché a Rocca Pietore abbiamo due problemi molto importanti, più che nelle altre località, che sono dovuti al fatto che centinaia di metri dell'acquedotto sono stati totalmente divelti e quindi ripristinarli è complicato, e abbiamo la cabina elettrica di Saviner, che è una frazione di Rocca Pietore, che è totalmente compromessa, e i tralicci sono crollati, e quindi lì la situazione sia per la luce che per l'acqua è la più critica, la più difficile anche da gestire e risolvere. Ieri intanto nel Bellunese è arrivato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha sorvolato le zone della montagna colpite dal maltempo e ha garantito l'impegno del governo per i primi rapidi interventi da destinare a queste popolazioni. È durato più di 3 ore il sopralluogo in elicottero del vice premier Matteo Salvini e del governatore Zaia. Decollati da Mestre hanno sorvolato la montagna bellunese devastata dal maltempo. In alcuni punti l'elicottero è atterrato, permettendo a Salvini di incontrare i sindaci dei paesini martoriati da fango e vento. La prima stima dei danni è drammatica. 100.000 ettari di paesaggio che se n'è andato, 100.000 ettari di messa in sicurezza che dobbiamo fare, perché lì ci sono tronchi pericolanti da portare via, da smaltire, e poi ci sono ovviamente le ripiantumazioni. Direi che è assolutamente una scena apocalittica e che merita per la nostra montagna veneta un piano vero, magari una frase abusata, però penso che oggi ci stia, no? Un vero e proprio piano Marshall per la montagna. È un piano Marshall perché dobbiamo partire da zero. Gli antichi romani dicevano che si costruisce non dalle macerie, ma si parte dalle ceneri. Noi siamo arrivati alle ceneri e abbiamo due grandi goal, abbiamo due grandi sfide. La prima è quella di ripristinare il patrimonio velocemente, la seconda di farlo talmente velocemente da evitare che i cittadini scelgano di fare le valigie e andarsene dalla nostra montagna. Il ministro dell'Interno ha subito spiegato quello che è l'impegno del governo per sostenere queste popolazioni. Sono in contatto con il Presidente del Consiglio, che unisce in un abbraccio il paese che soffre dal Veneto alla Sicilia. Ci siamo divisi i compiti da nord a sud, in questo istante lui a Palermo, io sono appunto nel Bellunese, nel pomeriggio sarò a Terracina in provincia di Latina, quindi vediamo di unire gli sforzi e la ricostruzione. Non a caso il 4 novembre, un secolo. Io non ho trovato gente rassegnata, non ho trovato gente che aspetta che accada qualcosa dall'alto, che provveda lo Stato, la sorte o il prossimo. Ho trovato gente che stava scavando da 3, 4, 5 giorni. Non porto solo solidarietà, è da 2 o 3 giorni che stiamo cercando soldi in cassetti e cassettini senza nuovi provvedimenti di legge. Vi posso dire a spanne che al di là della solidarietà e della vicinanza, che può far piacere, però penso di poter dire a nome del governo che 250 milioni di euro siano già pronti e disponibili per tutte le comunità colpite da nord a sud da queste calamità, e continueremo a cercare per trovare altri fondi. Sicuramente in settimana ci sarà un Consiglio dei Ministri subito
che avrà all'ordine del giorno i primi interventi concreti, rapidi, efficienti, veloci per le zone colpite dal maltempo di queste ore. Conto di tornare in occasione più lieta in questa splendida terra, ripeto. È un secolo, il Piave mormorava, dopo un secolo continua a mormorare, però vediamo di dare un senso alla difesa delle nostre comunità. Rocca Pietore è diventato uno dei simboli di questa devastazione causata dal maltempo. Il sindaco dice qui c'è stato l'epicentro di un uragano. Sono tornato indietro di 100 anni senza luce, senza acqua, senza telefonia, ma oggi, continua De Bernardin, oggi più che mai sono combattivo. Sindaco, lei ci diceva questo è stato l'epicentro. Sì, due parole importanti, epicentro e uragano. Io ho sempre nei giorni scorsi chiamato tromba d'aria questa cosa che ci ha devastato e invece è un vero e proprio uragano, tipo quelli del Midwest americano, quelli che distruggono tutto. Qua ci è entrato addirittura in valle creandoci enormi problemi sia al bosco ma soprattutto facendo scoppiare in un solo momento tutti i torrenti, dal principale che è il Pettorina fino a tutti i piccoli affluenti, anche torrentelli minori, scoppiati tutto in un colpo e che hanno fatto cadere sui villaggi quantitativi impressionanti di materiale che sono ancora ben visibili. Sono stati giorni terrificanti, continua il primo cittadino. Sono tornato indietro di 100 anni, non avere anche a casa mia, non avere la corrente elettrica, non avere l'acqua, non avere il collegamento internet, non avere la telefonia che funziona, vi posso assicurare che è allucinante. È allucinante perché ti trovi indietro appunto di 100 anni ai tempi di mia nonna. Tanta la solidarietà della gente che si è rimboccata le maniche, tutti uniti per far fronte a questa emergenza. Io ho vissuto la modalità A, la chiamo, cioè quella della depressione a tratti, quella del non riuscire a dormire la notte, mai chiudere occhio, quella quelle volte che riuscivo ad addormentarmi, svegliarmi di soprassalto con l'ansia e la paura, ve lo posso garantire perché senti la responsabilità in quanto sindaco. E io credo che da ieri, da stanotte sono riuscito a dormire e stamattina mi sono detto sono in modalità B, adesso basta avere momenti di calo, di grinta e di depressione, adesso sono di nuovo combattivo come tutti mi conoscono quelli che appunto hanno avuto modo di starmi vicino. A Sottoguda, frazione di Rocca Pietore, la situazione è davvero devastante, fango, detriti e la disperazione di albergatori e residenti. Lucio Sabattini, titolare di questo hotel, un disastro. Veramente un disastro, quando sono arrivato qua era l'ecatombe praticamente, una situazione da non credere, se uno non vedeva di persona sicuramente non avrei creduto a quello che stava e che è successo qui nella zona. Scendiamo a vedere quel che è rimasto della spa e della taverna. Tra poco sarebbe dovuta partire la stagione. Io sono molto ottimista, spero che comunque parti lo stesso, noi siamo fiduciosi, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che tutte le nostre strutture, ci stiamo anche dando una mano a vicenda, che le strutture siano operative per riportare qua il turismo e abbiamo tanto bisogno di turismo qui adesso. Soprattutto ora. Soprattutto ora, ma anche per incoraggiarci, sicuramente è quello che ci porterà ancora più forza a noi. Ieri a Belluno anche il sottosegretario all'ambiente che ha garantito ulteriori stanziamenti da parte del governo, sentite. Ho aspettato qualche giorno per poter reperire tutti i fondi della direzione suolo, tutela e acque e quindi ho comunicato all'assessore Bottacin una cifra di 159 milioni di euro per il Veneto
per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, opere di prevenzione e circa 10 milioni anche di infrastrutture stradali. La sottosegretaria Gava è arrivata ieri in tarda mattinata a Belluno con la notizia di ulteriori stanziamenti da destinare alla montagna bellunese, partendo proprio dalle strade, il cui ripristino è fondamentale per rendere accessibili i paesini ancora isolati, per rendere quella montagna nuovamente vivibile. Intanto proprio in quei paesini un primo passo verso la normalità è stato il ritorno dell'energia elettrica grazie ai generatori distribuiti da E-Distribuzione, con un impegno per un'emergenza, ha spiegato Riccardi, non solo locale ma nazionale. Riprendere 260.000 utenze elettriche, rialimentare 260.000 case in 4 giorni è stato uno sforzo, come può ben immaginare, davvero importante. Nel giro di 24 ore abbiamo fatto confluire nella sola regione Veneto oltre 1.500 persone tra operatori e tecnici, non soltanto recuperando il personale del Triveneto di questa zona, ma abbiamo fatto arrivare un supporto da tutte le regioni d'Italia. Questa è una soluzione transitoria, dobbiamo arrivare all'inverno con una soluzione già definitiva, quindi naturalmente siamo confidenti che l'ottimo lavoro svolto con le istituzioni locali continuerà anche per la ricostruzione. E mentre l'emergenza continua si tenta di fare una prima conta dei danni, anche se, spiega Gianmaria Sommavilla dei servizi forestali, servirà almeno un anno per capire le conseguenze di un evento mai visto prima. È una situazione unica, catastrofica, che il danno, parlare di milioni non ha senso, perché ci sono dei danni ecologici che superano l'immaginazione. Quello che succederà dopo, nel futuro, e parlo dei prossimi anni, non dei prossimi giorni, cioè il dilavamento del terreno, la caduta massi, le frane, le valanghe che andiamo verso l'inverno, perché molti di questi boschi erano boschi di protezione delle valanghe, quindi una serie di problematiche. L'asportazione del legname, l'effetto e l'impatto che questo legname che verrà messo sul mercato avrà. La devastazione ha provocato danni economici, ma anche danni incalcolabili per quanto riguarda la biodiversità, per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, per quanto riguarda l'aspetto culturale, se vogliamo, no? C'erano comunità che vivevano del bosco, adesso manca questo bosco, non c'è più, ci vorranno 80 anni, 100 anni prima che ritorni, e da tante parti probabilmente non tornerà più, perché poi non sappiamo neanche che effetti avrà sul clima. E maltempo anche nel veneziano, ve l'abbiamo documentato nelle lunghe dirette della scorsa settimana. Potrebbe essere stato proprio il maltempo ad aver causato il crollo del ponte di barche che collega Jesolo ad Eraclea. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori, buongiorno. Buongiorno da Jesolo, il maltempo continua a provocare danni anche nel veneziano e nel litorale. Non è chiaro al momento che cosa sia accaduto al ponte di barche di via Massaua, quello che collega Jesolo a Eraclea e che si trova all'altezza del ristorante al traghetto, che nelle scorse ore è affondato completamente. La struttura era stata posizionata parallela al fiume per evitare pericoli negli ultimi giorni di forte maltempo, e una delle ipotesi al vaglio è che i galleggianti che lo sostengono possano essersi danneggiati. Non si esclude neanche a causa delle migliaia di tonnellate di rifiuti, tra cui legna, che in queste ore hanno invaso le spiagge, come abbiamo documentato più e più volte anche nei nostri telegiornali. Per quanto riguarda invece la situazione dell'acqua alta a Venezia, si è fermata questa mattina alle 8:50 ad una punta massima di 107 centimetri. Questo quanto ha reso noto il centro maree del comune, che aveva previsto un picco invece di 110 e 115, quindi si è tenuta sotto il livello previsto. Il vento di scirocco fermo nel basso Adriatico ha contribuito ad abbassare il livello di marea che era stato previsto, e dunque questa mattina appunto ha toccato la punta di 107. Alle 9:05 di domani però si prevede un picco di 120 centimetri, vedremo se la previsione sarà confermata o meno. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. E la tangenziale est di Verona è stata chiusa questa mattina in direzione San Martino per allagamenti causati dalle precipitazioni che da questa mattina hanno ripreso ad interessare il Veneto. Sott'acqua è finito in particolare il sottopasso del Ponte Florio.
E si stanno vivendo ore d'angoscia per una coppia di coniugi anziani, lui 82 anni, lei 79, di Vittorio Veneto, di cui non si hanno più notizie da ieri sera, quando con un'ultima telefonata intorno alle 23:30 al 118 segnalavano la loro presenza in zona Guia, Vittorio Veneto. In auto stavano percorrendo una strada collinare a bordo della loro Peugeot grigia. Hanno appunto chiamato il 118 senza però saper riferire la strada e senza rete dati sul cellulare per la localizzazione. In azione gli uomini del soccorso alpino che stanno appunto controllando quell'area collinare per ritrovare questi due anziani. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, la cronaca alla fine di questa seconda parte del nostro telegiornale. Un fine settimana di violenza a Padova con 3 diversi accoltellamenti nel giro di poche ore, le vittime tutti i cittadini extracomunitari. Un'esplosione di violenza ha colpito Padova nel fine settimana, 3 accoltellamenti, 3 feriti, tutti stranieri, di cui uno in condizioni molto serie, nel giro di meno di 24 ore. Il ferito più grave è stato trovato in Galleria San Carlo. Si tratta di un nordafricano che è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in ospedale. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16:30 di domenica. Il nordafricano, che non aveva con sé documenti e del quale non è stato possibile risalire all'identità, era riverso a terra vicino all'uscita posteriore di un supermercato. L'uomo, preso subito in cura dal personale del 118, presentava diverse ferite d'arma da taglio, una anche all'altezza della gola, e ricoverato in prognosi riservata. Le indagini della polizia si concentrano nel mondo dello spaccio di stupefacenti. Non ci sono testimoni dell'accoltellamento, ma alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero avere ripreso l'aggressione o se non altro i suoi autori. Conseguenze meno gravi per gli altri 2 accoltellamenti. Il primo è avvenuto a Mortise sabato sera. La vittima è un tunisino sul quale pende un'ordinanza di reclusione in carcere per reati di droga. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo composto da 3 connazionali, senza però fornire spiegazioni sul movente. La prognosi delle ferite inferti ad un braccio e ad una gamba è di poco più di 3 settimane. Meno di 24 ore dopo, in piazza Mazzini, un altro accoltellamento, quasi contemporaneamente a quello di Galleria San Carlo. Anche in questo secondo caso la vittima, sempre di origine nordafricana, accoltellata alla schiena, non ha riportato ferite gravi. Gli autori dell'agguato sarebbero altri stranieri che lo hanno anche rapinato. Su queste 2 aggressioni indagano i carabinieri. Violenza anche a Treviso, dove nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio dello stadio un uomo, un italiano, è stato aggredito da 2 conoscenti di origine rumena. Uno dei 2 aggressori è stato poi arrestato dalla polizia di Treviso. Violenza questa mattina invece a Verona, dove un dipendente dell'azienda Trasporti Verona è stato rapinato da 2 malviventi che lo hanno aggredito con lo spray urticante mentre stava andando a depositare in banca l'incasso delle biglietterie. È stato appunto aggredito e poi malmenato dal più robusto dei 2 rapinatori che indossavano i caschi e dopo essersi impossessati dei soldi sono fuggiti in moto. Torniamo con la cronaca nella Marca trevigiana, perché quello appena concluso è stato un fine settimana drammatico sulle strade. L'auto che perde aderenza e finisce sulla corsia opposta centrando un'altra vettura. È morto così alle 2:30 di domenica Alessandro Gagno, 24 anni, di Falzè di Trevignano. Il giovane lavorava come cameriere a Cornuda e stava rientrando a casa dal lavoro a Navolè di Crocetta, all'altezza di una curva tristemente nota per altri gravi incidenti. Lo schianto terribile. L'auto di Gagno si è capottata ed il giovane è morto praticamente sul colpo. Ferite in maniera fortunatamente non grave le 3 persone che erano a bordo dell'altra vettura. La notizia della scomparsa di Alessandro Gagno si è diffusa rapidamente in paese. Il giovane, appassionato di montagna e cucina, lascia i genitori ed una sorella, oltre ai tanti amici che nei numerosi messaggi sui social ne ricordano la solarità, l'allegria, il grande amore per la vita. Ma quella di domenica è stata una notte costellata di incidenti. A Treviso, alle 2:30, in viale Felicent, nello scontro tra 2 auto, sono rimaste seriamente ferite 4 persone. 2 erano incastrate tra le lamiere ed i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarle. A Pieve di Soligo, poco più tardi, un'auto è uscita di strada autonomamente, una persona è rimasta ferita. Incidente invece questa mattina nel Padovano a Massanzago, una donna al volante della sua autovettura è carambolata finendo contro un contatore del gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.
Incidente questa mattina alle 7 in via Stradone a Massanzago. Un'auto si è rovesciata contro un contatore del gas di un'abitazione. L'autista della vettura, dopo la perdita di controllo del mezzo, è rimasta ferita. I vigili del fuoco di Padova sono intervenuti per bloccare la fuoriuscita di gas e per mettere in sicurezza l'auto. La conducente è stata assistita dal personale del SUM 118. Sul posto anche i tecnici dell'azienda del gas e il soccorso stradale. E adesso ci colleghiamo con Anna Maria Parisi per tutti gli aggiornamenti sulla tragedia dei cieli ad Eraclea sabato con un ultraleggero che è precipitato causando la morte di 2 persone. Buongiorno Anna Maria, a te la linea. Sì, buongiorno da Caorle, dove è stata disposta per domani l'autopsia sulle 2 vittime dello schianto in volo registrato sabato scorso proprio qui a Caorle. L'esame dirà infatti se Franco Mura, l'architetto 70enne di Campagna Lupia, e il suo amico Roberto Vescovo, 65enne, ingegnere padovano, nonché docente all'Università a Trieste, siano morti a causa del violento impatto. Per questo la Procura di Pordenone ha già aperto un'inchiesta e sospetta infatti che la causa dell'incidente mortale possa essere dovuta ad una avaria al motore. Sembra infatti che i 2 amici, entrambi esperti piloti, lo ricordiamo, a giudicare dalla caduta di pancia del velivolo, avrebbero tentato una disperata manovra di atterraggio di emergenza, manovra però non riuscita. Dopo quella della Procura c'è da dire che è stata aperta anche una seconda inchiesta, quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza al Volo, che già da sabato, cioè da dopo l'incidente, ha annunciato di aver inviato un investigatore sul luogo del sinistro. E per il momento da Caorle è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, siamo in chiusura, subito dopo di noi ore 13, mentre questa sera vi ricordo gli appuntamenti con 20 e 10 e a seguire Ring, in gran parte dedicati naturalmente al maltempo di questi giorni. Previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Torna il maltempo sulle nostre regioni in questo inizio di settimana. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto una nuova perturbazione atlantica si affaccerà sull'Italia. Ecco dunque che sulla nostra regione il tempo risulterà molto instabile sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con piogge e temporali diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Temperature in lieve calo con minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, peggiora il tempo infatti anche sulla nostra regione, la quale sarà alle prese ancora con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse su tutti i settori, tuttavia alternate a qualche pausa più asciutta e anche soleggiata. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 20 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, condizioni di tempo moderatamente instabile anche sulla nostra regione. Le piogge saranno possibili un po' su tutto il territorio. Qualche pausa più asciutta sarà possibile solamente sui settori alpini di confine. Temperature in diminuzione con minime tra 14 e 15 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.